L'ultima traccia lasciata da Mohamed Barbri è stata individuata a Barcellona. La fuga del marito di Samira, la mamma di Stanghella, scomparsa il 21 ottobre scorso, continua verso il Marocco. Al momento l'uomo, che è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere della moglie, è in Spagna. A Barcellona è arrivato quasi sicuramente in autobus. Alla stazione dei bus della città catalana ha fermato un uomo e si è fatto prestare il cellulare utilizzato per contattare un parente che vive nel Padovano. Il familiare però ha riferito tutto ai carabinieri, che stanno ricostruendo tutti gli spostamenti di Mohamed dalla mattina del 31 dicembre, il giorno in cui ha salutato la suocera lasciandole la figlia di 4 anni e allontanandosi in bicicletta. Bici che non è ancora stata ritrovata, così come il cellulare abbandonato da qualche parte a Stanghella. L'ultima geolocalizzazione aggancia una cella lungo la statale 16 a pochi chilometri dalla sua abitazione, poi si è spento. Mohamed il giorno prima della fuga inoltre avrebbe chiesto dei soldi alla zia della moglie con la scusa di fare la spesa. Forse stava già pianificando la sua fuga e stava racimolando del denaro. Non è chiaro poi se qualcuno lo possa aver aiutato. In Spagna però Mohamed non ha nessun contatto, nessun appoggio. Per ora non c'è un mandato di cattura internazionale, ma solo la denuncia di scomparsa fatta dai parenti di Samira. Gli inquirenti non escludono infatti che nelle prossime ore Mohamed possa tornare a casa, ma la sua posizione si aggrava di ora in ora. I familiari di Samira, in particolare la mamma arrivata a Stanghella nei giorni di Natale, sono convinti che questa fuga sia la conferma del fatto che Mohamed abbia fatto del male alla moglie. Sicuramente l'allontanamento di Mohamed ha sorpreso tutti, anche il sottoscritto, compresi i familiari. Non fosse altro perché fino a pochi giorni prima di questo allontanamento l'uomo direttamente o indirettamente ha sempre esternato la volontà di difendersi. E ora a complicare le cose è arrivato anche un avviso di sfratto. Il comune di Stanghella e la comunità marocchina di Solesino si stanno attivando per aiutare Malika El Attar e la sua nipotina. Il giorno 29 ero a Stanghella e tra le persone che conoscono Mohamed si parlava di una volontà da parte del proprietario di casa di evidentemente appunto interrompere la locazione.